Attenzione, attenzione, questa illustre giuria, guardate, uno più bello dell'altro, ma c'è qualche donna nella giuria? Dov'è la giuria? Attenti, attenti, dopo perché qui la giuria mi ha detto, e anch'io l'ho assaggiato, che sono in difficoltà. Non sapevano più come fare, qui un pesto più buono dell'altro, allora però hanno studiato, hanno assaggiato, e allora sono arrivati i vincitori, cioè quelli selezionati. Guarda che certo, concerto poi suoni di Andrea, anche tu non lo conosci. A un certo momento cominciamo dal terzo. Suspense, ho veduto un letto che un mio amico, è un bel mio amico, bello, bello come il sole. Allora il terzo classificato e comincia addirittura, ha il nome e il cognome che inizia per M, Max Manfredi. Non sapevo che sei anche chef, non lo sapevo. Cosa dici questo selezionato? È andata di cuore. Ma guardate, oltretutto premiato un grande musicista, Max Manfredi ha suonato anche con Fabrizio De André, quindi poi magari dopo qui avete già suonato. Allora il secondo, qual è il secondo? Fammi vedere che sono messo orbo. Secondo, finalmente una donna, no? Era giusto, è una bellissima donna che vogliamo vedere, anche qui siamo sempre negli M, cognome per M, nome a un certo momento, insomma gli M vengono dopo. E allora la seconda selezionata di questo magnifico pesto alla genovese, che il pesto guardate, lo fanno in tutto il mondo. Io sono arrivato una volta a San Paolo del Brasile, senese, perché il pesto mi ha portato un pesto con sputato il fagiolo. E non è genovese, dicevo, sto qui è portoghese, una roba, ad ogni modo per loro era buona. Secondo, Martin, Immacolata, Invisio, la giuria Villa. Conosciamo la vita, è una delle mie prime fidanzate. Cosa dici? Cos'è per te Via del Campo? Via del Campo è tutto per me, lo so. Sono stata 50 anni con la mia fattoria Via del Campo e quindi Via del Campo per me è tutto. Viva Via del Campo! Guardala! Guarda lì la tua amica, brava Mimma, devi riaprire la fattoria. E allora via! Allora andiamo al primo. Primo quasi. Che sorpresa! Che sorpresa! Mi viene da piangere! Sono emozionato! Preparatevi a un grande urlo, applauso perché questo pesto non c'è solo l'olio d'oliva, non c'è formaggio, non c'è solo il pinoli, basilico, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di una, come può dire, un messaggero che arriva da lontano, un messaggero che con la sua musica ha veramente fatto volare mezzo mondo con i suoi strumenti. Voi sapete chi è? Lo dico piangendo. Attenti, 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 vi dico perso il cielo perché sono Vittorio Descalzi. Siccome Don Gallo con i ragazzi, andiamo alla fattoria.
assumo come chef, come cuoco, ad una condizione, che oltre tutte le componenti, un po' di marijuana ce la puoi mettere. Sei contento di essere arrivato prima? Assolutamente sì. Secondo me Dire via del campo vuol dire una piatto. Dire via del campo senza vittorio descalzi è come andare in giro con le mutande, insomma. Sei contento di qualcosa? vorrei dire che dire via del campo senza Don Gallo. Ciao, allora, dove sono i tre? Dai, il podio, qui il podio!